Che cosa dobbiamo fare per non sprecare l'acqua, il bene più prezioso che il pianeta ci fornisce? Sappiamo della sua importanza per la nostra stessa vita, dei problemi connessi alla riduzione della disponibilità di acqua dolce nel mondo, delle problematiche connesse all'approvvigionamento dell'acqua per usi potabili e la sua restituzione nell'ambiente dopo che è stata utilizzata nelle nostre case. È quindi evidente che l'acqua è una risorsa indispensabile e sempre più necessaria allo sviluppo della qualità della vita. Ma sappiamo anche che la sua disponibilità è limitata e che non va sprecata. Questo è un fatto che ci riguarda. E cosa possiamo fare noi? Sentiamo l'ingegnere Stefano Alvisi dell'Università di Ferrara. I consumi idrici dipendono in larga misura da noi e dal nostro stile di vita. Constatato questo, è chiaro che per non sprecare l'acqua dobbiamo intervenire sulle nostre abitudini, prestando in particolare attenzione ad alcuni semplici gesti che compiamo tutti i giorni. Nel seguito sarà fornito un insieme di indicazioni e suggerimenti che costituiscono una sorta di decalogo per il buon utilizzo dell'acqua. È bene sottolineare che queste indicazioni e suggerimenti non sono volte a non utilizzare l'acqua, quanto piuttosto a farne un uso responsabile e razionale, per evitare di sprecare una delle risorse fondamentali per la nostra vita. Tenere aperto un rubinetto quando non serve è una delle principali cause di spreco della risorsa idrica. La portata di un rubinetto completamente aperto è dell'ordine di una decina di litri al minuto. Lasciare aperto il rubinetto mentre ti lavi i denti può quindi voler dire consumare inutilmente alcune decine di litri d'acqua ogni volta. Analogamente, per radersi è sufficiente raccogliere l'acqua nel lavandino per sciacquare il rasoio. Le perdite di gocce d'acqua dal rubinetto possono rappresentare un consistente spreco d'acqua. Infatti, per un rubinetto che perda una goccia d'acqua al secondo, si ha una perdita di 13 litri di acqua al giorno, che equivalgono a 400 litri al mese, ovvero 4.800 litri in un anno. Eventuali perdite possono verificarsi anche in altre parti del lavandino. Tirare lo sciacquone del WC comporta mediamente un consumo di circa 10 litri d'acqua. Installare un sistema con doppio pulsante di scarico può consentire un risparmio d'acqua. In questi sistemi esistono infatti due pulsanti, di cui il primo permette alla vasca dello sciacquone di svuotarsi completamente. Il secondo, generalmente più piccolo, fa svuotare solo una piccola parte della vasca. I frangigetto o miscelatori d'aria sono semplici dispositivi che diminuiscono la quantità di acqua in uscita dal rubinetto, mischiando aria all'acqua, senza diminuire la resa lavante. Costano poco e possono essere montati in pochi minuti sui rubinetti del bagno e della cucina. Basta svitare il terminale di uscita dell'acqua, inserire questo piccolo cilindro di plastica e riavvitare il tutto. La doccia consuma molta meno acqua della vasca da bagno. Basti pensare che per un bagno in vasca si consumano mediamente 120 litri di acqua a persona, mentre per una doccia veloce solo 40 litri. Questo significa che con la doccia si risparmia circa il 66% dell'acqua. Inoltre è importante ricordarsi di chiudere sempre il rubinetto mentre ci si insapona. Per lavare bene la frutta e la verdura non è necessario lasciarle sotto l'acqua corrente a lungo. Basta riempire una bacinella, lasciarla in ammollo e sfregarla energicamente e usare l'acqua corrente solo per il risciacquo. La lavatrice e la lavastoviglie consumano tanta acqua ad ogni lavaggio, nella maggior parte dei casi indipendentemente dal carico di panni e stoviglie. Per questo è opportuno usarle sempre a pieno carico. Per lavare l'auto conviene usare il secchio invece dell'acqua corrente. In pratica, un lavaggio dell'automobile comporta un consumo di oltre 100 litri di acqua. Utilizzando il secchio per bagnare la carrozzeria, insaponarla e risciacquarla, si evita di sprecare molta acqua. L'innaffiamento dovrebbe essere fatto con parsimonia e sempre verso sera. Quando il sole è calato, l'acqua evapora più lentamente e non viene sprecata, ma assorbita dalla terra. Periodicamente è bene controllare il contatore dell'acqua a rubinetti chiusi. La sera, prima di andare a dormire, controlla che tutti i rubinetti di casa siano ben chiusi e leggi il contatore dell'acqua. Al mattino, controlla di nuovo quanto segna. Una differenza anche minima significa che c'è una perdita. Vediamo ora con la professoressa Paola Verlicchi dell'Università di Ferrara
Un caso studio molto importante in cui si evidenzia un uso virtuoso dell'acqua e che rivela le pratiche da adottare in una logica di sostenibilità dell'acqua. Merita un cenno il progetto pilota realizzato a Bagnacavallo tra il 2003 e il 2005 sul risparmio idrico. Questo progetto è stato premiato nel 2008 con il premio Pianeta Acqua. L'idea era stata di Legambiente e in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Ravenna, il comune di Bagnacavallo, Era Ravenna e l'Università degli Studi di Parma, il progetto ha avuto luogo. La cittadina era stata scelta perché aveva una dimensione adeguata, circa 3.800 famiglie residenti. Aveva una rete potabile facilmente monitorabile e le perdite nella rete stessa erano modeste. Ad ogni famiglia è stato consegnato un kit costituito da diversi frangigetto che sono stati montati nei rubinetti delle singole abitazioni. I consumi idrici delle famiglie sono stati monitorati per più di un anno e alla fine si è visto che la riduzione dei consumi idrici dopo il montaggio dei frangigetti ammontava al 10%. All'interno di questo progetto si sono anche stimati le riduzioni dei consumi idrici che si sarebbero avuti se si fossero adottati ulteriori accorgimenti, quali soffioni delle docce a basso consumo idrico, lavatrici lavastoviglie ad alta efficienza idrica e sciacquoni dei WC con il doppio tasto. L'ammontare della riduzione dei consumi sarebbe di circa il 35%. E con questi accorgimenti ancora non si prende in considerazione la possibilità di ridurre i consumi nei lavelli, nelle cucine e in altre parti dei servizi. Se si suppone che con i riduttori di flusso il consumo idrico attraverso le docce sia ridotto del 50%, cioè si passi dai soliti 100 litri per doccia ai 50 litri per doccia e che l'acqua sia scaldata con una caldaia a gas e non con un boiler elettrico, allora si ha anche un notevole risparmio di energia elettrica e un consistente risparmio economico. La famiglia risparmierebbe circa 120 euro e emetterebbe 280 kg di CO2 in meno nell'atmosfera. Per ridurre ulteriormente i consumi idrici si può ricorrere al riuso di acque grigie, cioè quelle provenienti da lavelli, lavastoviglie, lavatrici, lavandini e docce delle abitazioni, per irrigare previo un trattamento di filtrazione ed eventuale disinfezione. Si possono riutilizzare anche le acque meteoriche, sempre per scopi irrigui o per usi domestici, per alimentare lavatrici o sciacquoni. Anche in questo caso una filtrazione e una disinfezione sono opportune. Bene, abbiamo quindi visto quante e semplici pratiche si possono adottare per essere utili alla sostenibilità dell'acqua.